polizia municipale è previsto dalla legge. La legge regionale prevede che i comuni di Santino e Cavo siano assieme e gli altri 9 comuni formino il distretto di polizia. Questa è una norma di legge regionale che per motivazioni solite campanile, nonostante la volontà di questo comune di aderire e addirittura di rinunciare anche alla presenza fisica del comando, pur di raggiungere questi obiettivi. Però lei capisce bene, consigliere Mascarini, che fare il distretto di polizia municipale di 9 comuni significa mettere in discussione i livelli applicabili delle piante organiche. Noi come comune a Portogallo, queste cose le dico al Consiglio Comunale, siamo i primi che vogliamo raggiungere questo obiettivo e per dire di più abbiamo anche proposto che la sede della conferenza dei sindaci attuale possa essere valutata anche come una sede del distretto di polizia di 9 comuni, per dire che non sfonda una porta aperta lungo questo percorso di cui lei ha evidenziato sull'esperienza di Campo San Pietro. L'altra cosa che sembra allucinante, mi permetto di dire, la difficoltà con cui noi comuni riusciamo a mettere in piedi un servizio comune riguardo alla gestione del personale. E quando parliamo di servizi comuni sulla gestione del personale non parliamo delle organizzazioni sindacali, non parliamo che ogni comune è autonomo con le proprie rappresentanze sindacali di fare tutti i contratti integrativi previsti. Cerchiamo di mettere assieme i comuni per fare quelle pratiche di cui faceva prima riferimento il segretario. Io dico di più, se devo fare una dichiarazione ufficiale al Consiglio Comunale mi permetto di dire, e mi farò un promotore, che io sono per andare alla fusione del comune di Corcoglio e di Portogallo di Fossate. Nel senso, quando dico punto, questa è la posizione della... O di mantenere la sinistra. No, in questi tempi, guarda, non c'è Mascarini, ce ne sono di tutti i colori, quindi sì, credo che non ci sia nessuna prima lettura su questo, c'è tutto il movimento della sinistra. Dico solo che se dobbiamo mantenere quello che diceva la consigliera occupazione di suolo vicino allo zero, dobbiamo trovare un livello di abitanti pari a 45-50.000 abitanti per avere la pressione fiscale e avere il contenimento dei costi e per avere delle efficienze. Quindi su questo siamo tutti perfettamente d'accordo.